5 Stelle Sardegna presenta Die Pro Die. In collaborazione con 24 sul video. Possiamo fare anche noi la tessera? Tanto sono in omaggio. Allora facciamo tutti Veniamo la tutti tessera. in via Ortobene numero 20 a Sant'Orsola a Sassari. Sì. Mi piacciono solo le cose migliori della vita. Così se tu dici caffè, io dico Lavazza Blu, il sistema espresso di Lavazza. Facile da usare, con l'esclusiva Top Selection e le altre cialde monodose firmate Lavazza, per un espresso sempre perfetto. Acquista una modesta quantità di cialde e Lavazza Blu arriva gratis a casa tua. Lavazza Blu, per i maniaci dell'espresso, dai maniaci dell'espresso. Chiama 899 9901, risponde New IMS concessionario Lavazza Blu. Non essere triste, sono iniziati i saldi da Pinarreda. Compra oggi e la prima rata la paghi a luglio 2007 e per gli sposi sconti particolari per il loro arredamento. Da Pinarreda il risparmio è assicurato. Pinarreda, idee e design, a Sassari in viale Porto Torres 119. Su 5 Stelle Sardegna, Die Pro Die, ideato e condotto da Paul De Santi. Bentrovati in questa nuova puntata di Die Pro Die, siamo a Sassari, a Palazzo Ducale, esattamente nella Sala Duce. Quest'oggi parte una mostra dedicata al pane, dedicata alla Pasqua. Siamo in compagnia di Maria Vittoria Viale. Buonasera, ben trovata. Grazie. Ma perché poi costruire, creare queste opere col pane? Soprattutto perché moltissime persone, io la prima, tanti anni fa, non conoscevo l'esistenza di questa cultura del pane, cioè per me il pane era quello che si mangia abitualmente. Poi per caso ho fatto un corso all'alberghiero sui pani rituali e mi si è come magicamente aperto un mondo, no? Cioè per me che sono sarda non conoscevo appunto l'esistenza di questo pane. E quindi la cosa mi ha coinvolta, appassionata, quindi in questi 3 anni ho continuato da sola appunto a cercare questa tradizione, questa cultura nei vari paesi. Ho girato un po' per tutta la Sardegna e ho scoperto che comunque ci sono delle cose stupende, delle donne che comunque con niente creano dei pani che sono comunque delle opere d'arte e comunque loro tuttora in alcuni paesi, soprattutto all'interno, ci tengono in certe tradizioni, in questo caso la Pasqua, a festeggiare comunque con dei pani particolari che comunque rappresentano la Pasqua, la Passione di Cristo, la Domenica delle Palme, il pane per i bambini e quindi ho voluto oggi far conoscere comunque a chi come me non conosceva questi pani. Quindi spero che comunque questa cosa Ho visto signore intanto che avete usato esclusivamente farine sarde, questa è già una cosa positiva. Poi mi raccontava anche per esempio di questi pani che sono stati poi costruiti o perlomeno che sono nati a Selargius. Sì, ci sono dei pani di Selargius, ci sono dei pani del Nuorese, soprattutto. Questi sono i pani dell'amore, questi di Selargius. I pani di Selargius sono dei pani nati esclusivamente per i matrimoni. E ci sono appunto questi piccoli pani con questi 4 uccellini che rappresentano la famiglia, infatti sono 4. E poi ci sono anche dei cuoricini chiamati corigeddos, quelli vengono donati però durante il fidanzamento. E comunque come simbologia tutti quanti hanno la doppia coppia di colombelle, che comunque rappresentano la coppia. Mi parlava di questi qui invece che rappresentano le 5 settimane di Pasqua. Il calendario pasquale, che sono presenti delle bambole, con le 7 gambe, praticamente ogni settimana si spezza una gambetta e di solito veniva fatta mangiare ai bambini e quello segnava il tempo che scorreva per arrivare appunto alla settimana pasquale. Dopodiché ci sono i pani che rappresentano la passione di Cristo, quindi le corone, le trecce, ci sono i chiodi, le scale, ovviamente dei vari paesi della Sardegna, quindi ognuno aveva un suo modo particolare di costruirli. Dopodiché si passa la Domenica delle Palme con dei bellissimi pani appunto che rappresentano l'intreccio della palma, che tuttora comunque si fa con le foglie vere, e alcuni pani venivano decorati appunto o semplicemente con del pane creando rose e spighe, oppure mettendo delle mandorle all'interno come decorazione. Venivano fatti o con l'impasto del pane semplice, oppure chi poteva
lo rendeva un pochino dolce con dello zucchero, con delle uova. Comunque erano pani che venivano la maggior parte consumati appunto come giornata festiva, si usava pure mangiare questo pane delle palme. E poi ci sono i pani che secondo me sono i più belli, quelli dedicati ai bambini. Assolutamente, i bambini che sicuramente ameranno questo tipo di arte. E lei mi ha detto che oltre 3 settimane, quasi un mese, per la costruzione poi di questa mostra che, lo ricordiamo, è qui in Sala Duce a Palazzo Ducale a Sassari. Chi vorrà vederla ancora fino al 14 aprile, lei qua, vero? Sì, sarà aperta tutte le mattine e tutti i pomeriggi e anche il sabato mattina. Pasqua e Pasquetta sarà chiusa, però fino al 14 sono qua. Parlavamo di queste 3 settimane, queste 4 settimane per la costruzione di queste opere. Io le devo fare i complimenti, perché comunque, ma si occupa solo di Pasqua o fa anche altre cose poi? Io praticamente mi occupo di tutto ciò che è il calendario annuale. Quindi le varie festività? Sì, col pane, che si parte appunto dal Capodanno con i vari cabudi. Per esempio a Capodanno che fa? A Capodanno c'è il cabude o la pertusita, che sono dei bellissimi pani a forma diciamo di focaccia, però sono dei pani decorati con col bue, coi pastori, le contadine. Bello. Sono delle sculture più che altro. Avremo modo magari di vederle prossimamente se ci inviterà, ma per chi, lo ripetiamo, volesse venire qui in Sala Duce, Sassari, Palazzo Ducale, venite fino al 14, c'è la signora qui con le sue opere, ma ritorniamo a parlare di Pasqua. Una buona Pasqua a tutti quanti voi, una buona Pasquetta e una Pasqua anche in famiglia che sia felice, no? Soprattutto per tutti. Ma questi pani poi portano fortuna anche? Certo. Perché? Perché sono fatti nel mio caso con amore, con pazienza e poi il pane comunque porta bene. Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon. I see the passion in your eyes. Sometimes it's all a big surprise. 'Cause there was a time when all I did was wish you'd tell me this was love. It's not the way I hoped or how I planned, but somehow it's enough. And now we're standing face to face. Questo invece, Maria Vittoria, questo è il pane di Dorgali. Sì, questo è un bellissimo pane d'orgali pasquale, come si vede appunto perché è decorato con delle uova, però questo pane praticamente è un dono speciale che la suocera fa alla sua futura nuora. Praticamente questo pane parte da un minimo di 1 fino ad arrivare a un massimo di 11 uova e si dice che più uova ti regalavano e più la suocera sperava. Quindi se la suocera mette solo un uovo siamo rovinati. E vabbè, ora tutti un uovo ti regalano Sì. perché tutti hanno un figlio, non ne hanno 11. Però sono dei pani meravigliosi, anche questi decorati appunto con le colombe, con fiori, spighe, comunque tutti simboli ben augurali, abbondanza, fertilità. Grande partecipazione di tutta la Sardegna qua, perché si parla di gran parte della Sardegna. Abbiamo parlato di Selargius, abbiamo parlato di Dorgali. Quali altri paesi vengono citati? Settimo San Pietro, c'è Pattada, c'è Orosei, ce ne sono un'infinità di paesi. Tanta Sardegna? Io ho cercato di raccoglierne un po' e un po', comunque ce ne sono tantissimi pani. Grande cultura quindi per questi pani, per questa mostra di pane, e gran parte della Sardegna qui presente grazie naturalmente all'arte della signora Maria Vittoria Viale. Io la ringrazio, la saluto, un augurio a tutti voi di buona Pasqua ancora una volta, grazie signora, alla prossima, arrivederci. Arrivederci. Die pro die. In collaborazione con Si chiama Lavazza Blu, è il sistema espresso di Lavazza, con l'esclusiva cialda Top Selection firmata Lavazza per un espresso sempre perfetto. E acquistando una modesta quantità di cialde, arriva gratis a casa tua. Lavazza Blu, per i maniaci dell'espresso, dai maniaci dell'espresso. Non essere triste, sono iniziati i saldi da Pinarreda. Compra oggi e la prima rata la paghi a luglio 2007 e per gli sposi sconti particolari per il loro arredamento. Da Pinarreda il risparmio è assicurato.
Pinarreda, idee e design, a Sassari, in viale Porto Torres 119. 24 sul video. Possiamo fare anche noi la tessera? Tanto sono in omaggio. Allora facciamo tutti Veniamo la tutti in tessera. via Ortobene numero 20 a Sant'Orsola a Sassari. Sì, sì, sì!